Cassata dal Tribunale amministrativo regionale l'ordinanza con la quale il presidente facente funzione della regione ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Manca l'istruttoria sui casi concreti. Ritardi e disfunzioni nella distribuzione dei vaccini, cittadini costretti a lunghe attese che a volte si rivelano inutili, proteste vibranti, arrende in fila per ore per un tampone. Troppe telefonate, in tilt a Cosenza dopo 24 ore dall'attivazione il servizio di prenotazione al CUP per la vaccinazione dei soggetti fragili. Adesso toccherà ai medici di base predisporre gli elenchi degli aventi diritto. Inchiesta della Procura di Reggio Calabria su un giro di patenti facili, 5 autoscuole sequestrate e 71 indagati, 11 dei quali sono funzionari pubblici. Buonasera dalla redazione del TG Time. Dunque domani si torna a scuola. Il TAR della Calabria infatti ha bocciato l'ordinanza del presidente facente funzione Nino Spirlì. Tutto come previsto, il TAR annulla l'ordinanza di Spirlì, da domani scuole riaperte, il facente funzioni sbotta, ognuno si assuma le proprie responsabilità. Il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso presentato da un gruppo di genitori, docenti, presidi e associazioni di tutta la regione. Nelle motivazioni si legge che la normativa statale contempla esclusivamente per le aree in zona rossa la sospensione delle attività scolastiche in presenza, laddove la Calabria è collocata in zona gialla dal 29 gennaio scorso, per la quale resta confermata la didattica in presenza, oltre che, giova ricordarlo, gli esercizi commerciali. Il presidente della regione, scritto ancora, avrebbe dovuto trovare fondamento in un quadro epidemiologico orientato nettamente verso un peggioramento, quindi niente da fare. Altro duro colpo per Spirlì, altra bocciatura che incassa nel momento in cui sentiva di avere il sostegno dell'opinione pubblica, quella parte almeno che ritiene le aule potenzialmente pericolose per il contagio. Così, nel mentre si dice preoccupato per la presenza delle varianti su tutto il territorio regionale, assicurando che lavorerà per tutelare la salute dei calabresi, si augura che la decisione assunta dal TAR non faccia registrare l'aumento dei contagi nei prossimi giorni e soprattutto che non si creino situazioni dolorose. Non voglio fare terrorismo psicologico, ha aggiunto, ma devo riflettere assieme al commissario Longo sulla necessità di prevenire piuttosto che poi dover curare. Insomma, domani si torna in classe perché evidentemente il TAR, sulla base del ricorso presentato, non ritiene ci siano le condizioni per tenerle chiuse. Altra puntata della lunga storia con inevitabili altre polemiche. Il TAR dunque ordina di riaprire le scuole, ma molti sindaci, proprio a causa dell'aumento dei contagi, hanno deciso di chiudere, come a Casali del Manco, nel Cosentino, Bisignano, Lattarico. Anche a Castrolibero rimangono chiuse le scuole dell'infanzia primaria e secondaria. Chiusure anche a Catanzaro e nel Crotonese. Qui 5 sindaci, quelli di Petilia Policastro, Roccadineto, Roccabernarda, Scandale e Cotonei, hanno disposto la chiusura delle scuole. Intanto il leader del Movimento Diritti Civili Franco Corbelli contesta la decisione del TAR della Calabria e preannuncia per domani mattina a Catanzaro, davanti alla sede dello stesso Tribunale amministrativo regionale, una clamorosa protesta civile e gandiana. E poi c'è la questione dei vaccini. In Calabria sono in arrivo altre dosi, operazioni in corso ma non senza intoppi. Problemi con le prenotazioni a rende con il numero verde a Cosenza. L'ultima fornitura ha portato il numero delle dosi di vaccino disponibili per i calabresi a 213.470, 140.348 quelle già inoculate alle varie categorie e qualcuna di queste, pare, anche a chi non ne avrebbe avuto diritto in questa fase. I sindacati confederali stanno predisponendo una denuncia per chiedere alle procure di far luce sulle immancabili situazioni nebulose. Intanto la campagna va avanti a velocità diverse nelle diverse aree della regione, ma comunque a rilento rispetto al ritmo della maggior parte delle regioni e alla necessità di coprire nel minor tempo possibile la popolazione calabrese, soprattutto quella esposta a maggiori rischi.
Secondo il report regionale, poco più di 23.000 over 80 hanno ricevuto la prima dose di vaccino. La popolazione di questo target è composta da 130.000 persone, dunque siamo ancora molto lontani dal traguardo. Scendendo nello specifico, sono i piccoli centri che se la stanno cavando meglio con la vaccinazione agli ultraottantenni, mentre laddove si lavora con numeri più importanti la situazione è abbastanza caotica. A Rende, ad esempio, ci riferiscono di casi in cui soggetti over 80 e in qualche caso anche con patologie convocati per la vaccinazione sono stati rimandati indietro perché non c'era riscontro sugli elenchi in possesso degli operatori, pare a causa di una mail irreperibile. Disfunzioni anche sul Tirreno Cosentino. A Paola la vaccinazione è stata possibile fino all'esaurimento delle scorte. Ci siamo dovuti fermare perché non ci sono le dosi. Pare che oggi possiamo vaccinare a San Lucido il rimanente degli ultraottantenni e poi aspettiamo le dosi per vaccinare i non ambulabili. Capitolo soggetti estremamente fragili, tutto lineare per chi ha come punto di riferimento le strutture ospedaliere. Per gli altri che si rivolgono al call center non è per niente agevole ottenere una risposta. La preghiamo di attendere. La sua chiamata sarà trattata tra breve. E quando si riceve è solo un rimpallo al medico di base che a sua volta, per il momento, cade dalle nuvole. Chiami magari domani il suo medico in maniera tale che lui abbia il tempo di acquisire tutte le informazioni utili. Troppe telefonate. A Cosenza è in tilt dopo 24 ore dall'attivazione il servizio di prenotazione al CUP per la vaccinazione dei soggetti fragili. Adesso toccherà ai medici di base predisporre gli elenchi degli aventi diritto. Dopo sole 24 ore dall'attivazione, il servizio di prenotazione al CUP per la vaccinazione dei soggetti fragili è entrato in tilt. Dall'ASP di Cosenza fanno sapere che a provocare il problema è stato il sovraccarico di telefonate e richieste. La soluzione è stata individuata nei medici di base. Saranno loro, ha detto Martino Rizzo, direttore sanitario dell'ASP, a segnalare i pazienti fragili fornendo gli elenchi. Pertanto, dopo uno stallo causato da un sovraccarico del sistema, gli utenti di questa categoria potranno rivolgersi al proprio medico di base per aderire alla campagna vaccinale. Noi siamo disponibili a collaborare come al solito, quindi a predisporre gli elenchi dei soggetti fragili. Questo è l'accordo che ha firmato il nostro segretario provinciale e sono i capi distretto, i direttori di distretto che sulla base degli elenchi programmeranno le vaccinazioni. Gli elenchi si fanno in base a una tabella numero 2 del DCA numero 32 del 19 febbraio del 2021, quindi sono fissati. Questo ha determinato l'assoluta mancanza di possibilità di lavorare oggi. Stamattina ognuno di noi ha avuto decine e decine di telefonate privandoci della possibilità di lavorare, perché il call center ha erroneamente rimandato al medico di famiglia questa competenza. Non siamo noi che possiamo prenotare, questo lo vorrei dire, noi possiamo prenotare solo nei nostri ambulatori quando ne avremo la possibilità e con altri tipi di vaccino. In questo momento la gestione è in mano alle aziende sanitarie. Noi collaboriamo, ma collaboriamo fornendo solamente gli elenchi secondo quelle che saranno le indicazioni che ci forniranno. Mi metto certamente da parte del cittadino, che penso che i medici di famiglia sono i sanitari più vicini al cittadino. Proprio per questo siamo nervosi, siamo arrabbiati da questa situazione che sicuramente è legata a una cattiva gestione della problematica della vaccinazione. Cattiva gestione che si riflette anche oggi in questa mattinata che doveva essere una mattinata di vaccinazione. A Cosenza c'erano 5-6 medici pronti a vaccinare, mancavano le dosi, mancavano gli infermieri, mancavano anche i pazienti e i medici erano là ad aspettare. I problemi maggiori si registrano a Rende. Questa mattina il disagio di centinaia di cittadini che per ore hanno atteso invano di effettuare un tampone. A Rende si registrano i problemi maggiori, dove è da giorni che i cittadini lamentano enormi disfunzioni, figlie di un'organizzazione a dir poco improbabile. Il comune non riesce a garantire ai suoi cittadini. L'ultimo disagio in ordine di tempo questa mattina nell'area mercatale, dove centinaia di persone sono state lasciate lì per ore in attesa di eseguire un tampone. Per molti un'attesa vana, visto che alla fine hanno scoperto di non essere negli elenchi.
La situazione stamattina è abbastanza incresciosa, ci siamo trovati circa 250 famiglie in attesa di effettuare i tamponi che erano stati prenotati da parte dell'ASP perché i nostri bambini erano stati posti in regime di quarantena per casi di positività nell'ambito delle scuole, degli istituti scolastici. Arrivati qui troviamo la sorpresa di non essere inseriti negli elenchi, ma bensì solamente 80 persone avevano la prenotazione. Probabilmente il disguido che si è effettuato è una cattiva comunicazione tra l'ASP e l'USCA. Nei passaggi delle mail si sono persi qualche mail. La situazione è drammatica. Qui a Rende stiamo vivendo un inferno, sia per quello che riguarda i vaccini, dove ci sono persone, anziani che aspettano 3 ore, 4 ore e poi vengono rimandati a casa perché terminano proprio i vaccini, e sia soprattutto per questa situazione dei tamponi. Io ritengo che bisogna assolutamente mettere mano a questa situazione della sanità, che non è solo l'ospedale o il presidio, è proprio una questione di organizzazione. Quindi il nostro invito da parte dei genitori è quello all'amministrazione rendese di alzare un po' i toni con chi eventualmente si occupa della situazione sanitaria e cercare di trovare delle soluzioni adeguate. Non è possibile sotto il sole cocente stare qui 3 ore, 4 ore in fila e sentirsi dire che non c'è poi la possibilità di fare il tampone. 3 ufficiali medici, 8 sottufficiali infermieri e 4 operatori logistici di sanità. Si parte con 250 vaccinazioni al giorno nel presidio vaccinale della Difesa di Vagliolise a pieno regime, fanno sapere i militari. Con il supporto della sanità civile potremo raggiungere anche quota 500 al giorno. Cominciamo oggi, il nostro obiettivo è vaccinare tutti i cittadini calabresi in coordinazione con le strutture sanitarie locali. È partita oggi la riconversione dell'ospedale da campo di Vagliolise in presidio vaccinale della Difesa per l'intera area urbana di Cosenza. Questa mattina, oltre ai vertici istituzionali cittadini e ai vertici della sanità, c'era anche il presidente facente funzioni Spirlì, che prima ha visitato la struttura e successivamente, con il commissario La Regina, si è recato nel nuovo centro vaccinale allestito nel parco acquatico di Rende. Questo è il momento dei vaccini. E ancora una volta l'esercito, la regione sono fianco a fianco per aiutare i cittadini a tutelare la propria salute. Quindi io mi auguro che i numeri ci aiutino nei prossimi giorni. Ringrazio veramente di cuore perché ho visitato e devo dire è tutto perfetto, ma non sarebbe potuto essere altrimenti. E quindi da questo momento in poi mi auguro che si possa partire con questa campagna vaccinale con una marcia in più su tutti i territori. Su questo territorio l'esercito sarà veramente garante della efficienza e quindi vado adesso su altri territori con una tranquillità maggiore, perché qui l'esercito saprà quello che dovrà fare. Sarà l'esercito, sarà l'azienda ospedaliera e l'azienda sanitaria provinciale ad occuparsi dall'arrivo delle fiale fino alla conclusione della catena, diciamo, di inoculazione e all'assistenza successiva, quindi possiamo veramente partire con animo più alleggerito. E a Cosenza un incontro finalizzato all'apertura di un ulteriore centro vaccinale in modalità drive-in. Un drive-in per le vaccinazioni, questo è l'obiettivo dell'incontro fra il commissario straordinario dell'azienda ospedaliera di Cosenza e il sindaco Mario Chiuto, che dovrebbe sorgere in città per dare un'accelerata alla somministrazione dei vaccini. Abbiamo avuto questo incontro per verificare la possibilità di fare addirittura un drive-in per le vaccinazioni in modo da incrementare al massimo a Cosenza la possibilità di vaccinazioni per tutti i cittadini, anche quelli dell'area urbana, quindi non solo della città, in modo tale che le persone possano arrivare in auto e vaccinarsi, restando nella propria auto, e poi anche stazionare con il supporto ovviamente dei medici, dell'azienda ospedaliera e del personale sanitario, in modo tale che il numero possa aumentare
a dismisura. Sarà l'area di Vaiolise, un tempo destinata a parcheggio degli autobus, ad essere interessata, dopo il campo militare e la palestra di Via degli Stadi, una possibilità in più per raggiungere la cosiddetta immunità di gregge. C'è la tendenza ad utilizzare i grandi spazi per fare operazioni di massa, ovvero sia per fare i tamponi oppure per vaccinare il maggior numero possibile di persone, e i cosiddetti drive-in sono sicuramente una sede ideale per fare queste cose. Ne abbiamo parlato con il sindaco, stiamo ragionando su degli spazi e vedendo se anche questa cosa è possibile a Cosenza, ovviamente, ma utile non solo per la città ma anche per l'Interland. Ci stiamo lavorando. Sono 530 in tutto gli over 80 a Mendicino, in provincia di Cosenza, questa mattina al via le vaccinazioni per i primi 77. Franchino Mario. Lo avete sentito, un volontario della protezione civile chiamare un anziano per la vaccinazione. Si entra senza l'accompagnatore, siamo nel centro vaccinale di Mendicino, in una chiesa, la chiesa di San Pietro. Da stamattina al via proprio la somministrazione dei vaccini agli over 80, la segreteria con la registrazione, il nome, il cognome, i dati personali. Poi si procede con l'inoculazione del siero, infine si aspetta un quarto d'ora prima di ritornare a casa. Si sente più sicuro adesso che ha fatto il vaccino? Certamente. Era da tanto che aspettava? Un paio di mesi. Non ci speravo più, insomma, dai. Sì, aspettavamo, certo che aspettavamo, sentivamo la televisione che dicevano, ma cavolo arrivavano mai, ma finalmente sono arrivati. All'esterno della chiesa c'è anche l'ambulanza nel caso dovesse essere necessario un intervento. All'interno del box il frigorifero che contiene le fiale della Pfizer e che qui possono rimanere 5 giorni, 4 i vaccinatori destinati dall'ASP. L'allestimento della chiesa come centro vaccinale è onere del comune. Ma quanto è costato? I costi sono abbastanza sostenuti perché dobbiamo comunque provvedere a tantissime cose. Abbiamo dovuto comprare ad esempio un frigorifero, abbiamo dovuto comprare i computer che ci servono materialmente e tantissime altre cose, come per esempio la disinfestazione di ogni serata. A fine serata noi provvederemo a questo. Sì, i costi ci sono stati, però insomma era comunque una cosa che andava fatta e noi comuni che dobbiamo essere sempre a disposizione dei cittadini, lo abbiamo fatto volentieri. Un luogo sacro è uno dei pochissimi in Italia destinato a centro vaccinale, come ci conferma Don Enzo Gabrieli. Io mi sono sentito in dovere, con tanta gioia, di aprire una delle chiese con quella logica che ci ha insegnato Papa Francesco. Se non apriamo le porte, non usciamo e non facciamo entrare le persone, le chiese restano dei monumenti storici ma inutili per le persone. Poi mi è venuta in mente un'immagine di un santo, San Giuseppe Moscati, che veneriamo in questa chiesa, che nel 1911, 110 anni fa, quando scoppiò il colera a Napoli, si mise a disposizione delle autorità e collaborò per la vaccinazione della popolazione, per la cura delle persone. Il Papa ci ha detto: prendiamoci cura, e noi non possiamo che fare questo. E da giovedì 11 marzo inizierà la somministrazione del vaccino anti-Covid al personale universitario. La campagna riguarderà docenti, personale tecnico-amministrativo, professori a contratto, assegnisti, dottorandi, nonché il personale delle mense del servizio di manutenzione, quindi al via la campagna vaccinale anche all'Università della Calabria. Adesso il consueto bollettino della Regione, il punto sui contagi.
Sono 149 i nuovi positivi in Calabria, ieri erano 89, ma con un numero nettamente maggiore di tamponi fatti, 2.370 contro i 1.253 del giorno precedente. Questi dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid comunicati al Dipartimento Tutela della Salute della Regione. Nel dettaglio i casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 22, Catanzaro 9, Crotone 52, Vibo Valentia 11, Reggio Calabria 55. In crescita di 10 ricoverati in area medica, oggi sono 231 e aumentano anche i ricoveri in terapia intensiva, 3 in più rispetto a ieri che portano il totale a 35. In Calabria anche oggi si registrano altri 3 decessi. Le vittime dall'inizio della pandemia sono 709. Dicevamo, crescono i contagi in Calabria, allora vediamo qual è la situazione nei reparti. Ne abbiamo parlato con il primario del reparto di rianimazione dell'Annunziata di Cosenza, il dottor Pino Pasqua. Da giorni si assiste ad un costante aumento dei ricoveri negli ospedali calabresi, trend in crescita anche a Cosenza, sia in reparto sia in terapia intensiva. C'è una costante che è l'aumento quotidiano dei pazienti che arrivano presso il nostro pronto soccorso. Io non credo che sia iniziata una terza fase, ma direi che lentamente sta continuando la seconda fase. Il numero dei pazienti che noi abbiamo in terapia intensiva è elevato rispetto ad una flessione che c'era stata la settimana scorsa. Al momento nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Cosenza sono 11 pazienti ricoverati, ma non tutti i posti sono occupati. Abbiamo sicuramente una situazione in periferia dove i posti letto nei 2 reparti dell'ASP dedicati sono esauriti, cioè sono completamente finiti. Abbiamo una situazione in ospedale comunque con i posti letto a disposizione ancora con qualche posto a disposizione, ma abbiamo una costante di aumento del problema. Quindi io tranquillo non starei e comunque direi soltanto di mantenere alta l'attenzione, perché penso che questo sia comunque il frutto di una rilassamento su quello che era l'attività di prevenzione fatta nei giorni precedenti. Permane la carenza del personale nel pronto soccorso di Cosenza. Il sindacato SUL indice lo stato di agitazione e minaccia lo sciopero se non ci saranno provvedimenti concreti. Solo qualche settimana fa, a inizio febbraio, i medici in servizio al pronto soccorso dell'Annunziata avevano redatto una lettera di denuncia per la situazione che si vive nel reparto, lamentando le carenze di organico. Dovrebbero essere 24 i medici in servizio per gestire migliaia di accessi in una situazione aggravata dal Covid. Chiedevano un intervento urgente che evidentemente non c'è stato. Oggi il sindacato autonomo denuncia le mancate risposte alle ripetute richieste di dotare il pronto soccorso dell'adeguato numero di personale, che oggi risulta largamente inferiore alle necessità per oltre il 50% dei medici e gravemente carente anche per le altre professioni mediche. Il sindacato sottolinea che risultano inevasi gli impegni assunti nello scorso mese di luglio in sede di prefettura e sempre nell'ambito delle procedure di raffreddamento dei conflitti, e lamenta la pressoché nulla attenzione al problema della sicurezza del personale, dei pazienti, dei loro familiari, delle attrezzature e delle forniture mediche che risultano alla mercé di chiunque, come dimostrato dalla relazione tecnica redatta dal SUL e presentata ai vertici aziendali. Inoltre lamentano anche la mancata liquidazione di tutte le spettanze previste da voci contrattuali di legge. Perciò, dicono i rappresentanti sindacali, abbiamo indetto lo stato di agitazione, coscienti che questa volta non ci accontenteremo di promesse vane, anche se fatte in luoghi istituzionali come la prefettura, ma pretenderemo risposte concrete, certe e verificabili, per evitare la proclamazione dello sciopero e di ogni altra iniziativa in ogni sede, per dirimere una vertenza la cui motivazione è sotto gli occhi di tutti. La cronaca a Catanzaro, indagini della Guardia di Finanza sulle forniture di beni e servizi nel settore sanitario. Sono 22 le persone indagate. I finanziari questa mattina negli uffici amministrativi e nei reparti delle aziende ospedaliere Pugliese Ciaccio e Mater Domini, nonché all'Università Magna Grecia di Catanzaro e all'azienda sanitaria provinciale di Cosenza, sequestrati dalle fiamme gialle documenti e computer. L'inchiesta della procura guidata da Nicola Gratteri, 22 gli indagati a vario titolo per corruzione e turbata libertà degli incanti e turbata libertà della scelta del contraente. L'indagine
L'indagine, secondo quanto si è appreso, riguarda alcune procedure amministrative indette dalle aziende ospedaliere e dall'Università della città capoluogo per macchinari quali quelli di diagnostica per immagini e sistemi di medicina nucleare. Al vaglio degli investigatori anche i servizi dei laboratori analisi e le procedure per il reclutamento del personale sanitario presso i 2 ospedali catanzaresi. Patenti facili a Reggio Calabria sono 71, di cui 11 pubblici funzionari, le persone indagate nell'operazione Senso Unico condotta dai finanzieri e coordinata dalla Procura. È stata denominata a senso unico l'operazione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, attraverso la quale è stato scoperto un sistema di esami facili per ottenere la patente di guida. 2 uomini, il titolare di un'autoscuola che sarebbe stato il dominus dell'organizzazione e un funzionario pubblico rispettivamente di 55 e 57 anni, sono stati arrestati e posti ai domiciliari. Per un altro titolare di autoscuola di 50 anni è stata applicata l'interdittiva del divieto temporaneo di esercitare l'attività. Le Fiamme Gialle hanno anche eseguito il sequestro di 5 società operanti nel settore delle autoscuole. Perquisizioni sono state effettuate negli uffici della Motorizzazione Civile di Reggio Calabria e Pistoia, oltre che in 11 sedi legali delle società alle quali sono stati posti i sigilli. L'indagine infatti tocca Reggio, la città toscana e anche Brescia. Le persone indagate sono 71, 7 i funzionari pubblici. Tuttavia l'associazione a delinquere sarebbe stata promossa da 13 persone tra titolari di autoscuole e dipendenti delle motorizzazioni civili colpite dall'indagine. Oltre 50 le persone che avrebbero usufruito delle facilitazioni, tra di loro molte sono di nazionalità straniera. Vediamo come ha chiuso oggi la borsa. Altra seduta in rialzo per le borse del vecchio continente. Il miglioramento dell'outlook economico, grazie anche alla prospettiva di nuovi stimoli e alla progressiva diffusione dei vaccini, ha riportato gli acquisti sui titoli più ciclici che dovrebbero maggiormente beneficiare della ripresa. Si attenua poi la pressione sui rendimenti obbligazionari dopo l'impennata delle ultime settimane, con il T-bond decennale all'1,55%. In mattinata l'Ocse ha poi diffuso le proiezioni aggiornate sulla crescita globale, alzando la stima per il 2021 a più 5,6% e quella 2022 a più 4%. Per l'Eurozona è atteso un più 3,9% quest'anno e un più 3,8% nel 2022, mentre il PIL dell'Italia dovrebbe crescere del 4,1% nel 2021 e del 4% nel 2022. Dall'agenda macro sono giunti anche i dati finali sul PIL del quarto trimestre dell'Eurozona, a meno 0,7% trimestre su trimestre e meno 4,9% anno su anno, e quelli sulla produzione industriale italiana di gennaio a più 1% mese più mese e meno 2,4% anno su anno. Così il FTSE MIB di Milano e l'Ibex 35 di Madrid chiudono a più 0,6%, il DAX di Francoforte e il CAC 40 di Parigi a più 0,4%, mentre resta più arretrato il FTSE 100 di Londra a più 0,2%. A Wall Street il Dow Jones avanza dello 0,8%, l'S&P 500 dell'1,8%, il Nasdaq guadagna il 3,4%. Sul Forex l'euro-dollaro risale a 1,189, mentre il dollaro-yen è in lieve calo a 108,6. Tra le materie prime arretrano le quotazioni del greggio, con il Brent a meno 0,7% a $67,8 e il VTI a meno 1,1% a $64,3. Sull'obbligazionario il BTP Bund scende a 98 punti base e il rendimento del decennale italiano si attesta a 0,69%. Tornando a Piazza Affari, fra le aziende più capitalizzate spicca Amplifon a più 4,8%, bene anche Prismian a più 3,8%, STM a più 2,9%, il rialzo Leonardo a più 2,75% nel giorno del CDA sui risultati del 2020, il rosso invece Tenaris a meno 1,7%, Unicredit a meno 1,8% e Telecom Italia a meno 1,9%. Grazie e buon proseguimento di serata da Market Insight. Il meteo in chiusura. Quest'ultima parte d'inverno anticiclonico sta per subire un'interruzione dopo una lunga parentesi stabile. Dalla serata di martedì e nella giornata di mercoledì una perturbazione che ha interessato particolarmente le regioni centrali porterà qualche pioggia anche sul nostro territorio. Domani al mattino nuvolosità irregolare, a tratti intensa sui settori tirrenici con piogge e locali rovesci. Poco nuvoloso sui settori ionici del Catanzarese e Reggino.
Nel corso della giornata qualche pioggia giungerà anche sui settori ionici del Cosentino, accompagnata da un calo termico. Di conseguenza le precipitazioni che giungeranno dalla metà giornata, seppur deboli, risulterebbero nevose sui rilievi di Pollino, Monti dell'Orso Marso e Sila intorno ai 1300-1400 metri di quota. Temperature in diminuzione. Domani ventilazione occidentale sul Tirreno con mare tra poco mosso e mosso. Sullo Ionio avremo iniziali condizioni di vento sud-occidentale ovunque di intensità moderata. Nel corso del pomeriggio rotazione dei venti da nord e mari che risulteranno ovunque mossi. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è davvero tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.